se non ci fosse il Mose avremo già un disastro in questo momento su Venezia. Dall'altro ovviamente c'è il vento e lo scirocco, quindi i fiumi non scaricano in mare e il vento spinge verso terra. Abbiamo l'altro fenomeno che è quello dell'erosione delle nostre spiagge, quindi ho l'impressione che da questi 2 o 3 giorni le spiagge usciranno sufficientemente massacrate purtroppo e dovremo attivare il ripascimento, la pulizia eccetera, e quindi stiamo cercando di aspettare la punta massima che dovrebbe essere oggi e dopodiché speriamo che si attenui tutto questo fenomeno. Comunque diciamo, la congiuntura stradale negativa è simile a quella del 2019. Non nasconde la preoccupazione per i 175 centimetri di alta marea. Luca Zaia, il vento di scirocco e le forti piogge stanno ricreando una situazione simile a quella del novembre 2019, ma questa volta a proteggere la laguna è intervenuto il Mose. Il governatore del Veneto da Padova ha fatto poi complimenti al governo per la manovra finanziaria, definendola di buon senso e performante. Una manovra che vorrei ricordare che su 35 miliardi ne dedica 21 al caro bollette, che se facessimo il conto della spesa lo dividessimo per le regioni sono 800-900 milioni per regione, vuoto per pieno. Ovviamente non sarà così, il che non significa che non sia un intervento veramente poderoso. Dall'altro ben venga anche questa presa di posizione sul reddito di cittadinanza, accompagnando ovviamente all'occupazione quelli che possono andare a lavorare. Luca Zaia a Padova per una visita a 2 nuove sale operatorie in azienda ospedaliera è tornato sul tema della carenza dei medici, proponendo di consentire ai medici di restare nel pubblico anche dopo la pensione. Nel momento in cui mancano 45.000 medici e sappiamo verosimilmente che per colmare questo gap negativo ci vorranno anni, non capisco per quale motivo un medico in perfetta salute, con un carico di professionalità unico, alcuni sono delle vere e proprie star, a 70 anni deve appendere il camice a un chiodo nell'ospedale, che so, l'azienda ospedaliera di Padova, quindi all'Università di Padova, dove faceva magari trapianti di cuore, di polmoni, o un grande medico, e può tranquillamente attraversare la strada e andare a lavorare da un privato. Io non ce l'ho con i privati, ma penso che ho l'obbligo di difendere gli investimenti che abbiamo fatto per queste professionalità e cercare di proporre una via. La via è quella di capire in maniera volontaria che se possiamo recuperare qualcuno in questo momento di ristrettezza lo dobbiamo assolutamente fare.